Live, siamo di nuovo in diretta e come promesso parliamo di calcio. C'è stato un piccolo switch con il primo ospite e quindi andiamo subito al secondo. Quindi diamo il benvenuto a Valerio Giordani, responsabile dell'Academy di calcio femminile della Virtus Verona. Benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, dunque, calcio femminile, insomma il calcio è sempre stato un po' cosa degli uomini, soprattutto in Italia, però sappiamo che il calcio femminile sta crescendo tanto e lo sta facendo soprattutto a Verona. Beh, diciamo che sì, il calcio è femminile, ma il calcio è anche femmina, attenzione, io lo chiamo l'altro calcio, di conseguenza si sta un po' recuperando degli spazi e direi che quest'anno, ma anche gli anni precedenti, grazie anche agli successi della nostra formazione nazionale, qualcuno si è accorto che esiste anche l'altro calcio, come lo chiamo io, il calcio femminile. E meno male, direi, meno male che ce ne si è accorti perché insomma è importante. E voi della Virtus, insomma in particolare, avete mi sembra due squadre, l'Under 17, l'Under 15 e poi l'Academy per le bambine più piccole, giusto? Sì, diciamo che in realtà è l'Academy che contiene questi tre contenitori, un Under 17, un Under 15 e anche una scuola calcio. L'intendimento dell'Accademia stessa è una scuola dove si insegna il calcio. Io quando mi si presenta una bambina le dico: senti, no, non devi essere brava per imparare, ma vieni qua a imparare per diventare brava. Ecco che allora Certo. l'Accademia non è che svolgiamo questa attività di insegnamento del calcio femminile, ma è prettamente didattico. Non vogliamo vincere campionati in queste fasi qua e praticamente gli diamo la possibilità di coronare il sogno a quelle bambine o le ragazzine che vorrebbero poi calcare i campi in erba, insomma, del calcio. Ecco, e tra l'altro so che c'è stato veramente un incremento di richiesta, insomma davvero una crescita anche di bambine che vogliono cimentarsi nel calcio che, come dicevo prima, insomma è sempre stato più relegato, diciamo più spostato verso il focus maschile. Beh, diciamo che, come dicevo prima, grazie anche alla nostra nazionale, tale per cui qualche società, in primis in questo momento la Virtus Venezia, ha dato voce a queste esigenze. Effettivamente quest'anno, sono 2 anni noi come Accademia Calcio femminile Virtus Vecomp abbiamo aperto questa accademia e quest'anno abbiamo proprio un boom di iscrizioni, grazie anche al nostro tipo di lavoro, anche perché Gigi Fresco, il presidente della Virtus, opera nel sociale, opera per quanto riguarda altre cose, altri Certo. sport, di conseguenza abbiamo trovato proprio un terreno giusto per poter dare modo di dare ai bambini la possibilità di giocare. Sì, è vero, l'incremento c'è stato, anche perché, ripeto, noi siamo andati a vedere, ho fatto un'indagine ancora 3 anni fa, su Verona avevamo l'abbandono. Cosa succede? Che le ragazzine si avvicinano al calcio molto tardi, come età, Sì. 11-12 anni, e non esistevano le scuole calcio se non solo nel Chievo oppure nel Verona Women. Noi abbiamo a questo punto, per di più quando arrivano a 15-16 anni, non hanno più la possibilità di andare avanti se non vanno nel Verona o nel Chievo. Ecco che allora noi abbiamo aperto questa accademia per dare voce a queste ragazze che non possono più giocare e le raccogliamo noi, anche le più vecchie, fra virgolette. E per le piccoline gli diamo la possibilità di cominciare una scuola calcio in modo che poi arrivano all'età, agonistica, dei campionati dei 13-14 anni, che sono già preparate, rispetto al maschietto che magari invece lui ha già fatto la scuola calcio. Le bambine Certo. non lo fanno perché prima fanno danza, fanno Chiaro. altre cose, pallavolo, pattinaggio, e poi a un certo punto si svegliano e dico: beh, adesso voglio fare calcio. E dove vado? Certo. All'Accademia Virtus. Assolutamente sì. Ma tra l'altro com'è gestire delle ragazzine invece dei maschietti, insomma? Ma come diciamo sono? che, guarda, Giorgia, il discorso è questo: il maschio, il ragazzino, il calcio lo fa, la bambina invece lo ama. Le ragazze lo amano. Questo in tanti anni che faccio calcio femminile l'ho scoperto. La bambina dà tutto, sia in fase di allenamento ma anche nelle partite. Di conseguenza è un approccio molto diverso rispetto al maschietto. Però anche gli allenatori e le allenatrici che abbiamo noi fanno in modo che ci sia meno agonismo e più divertimento. Ecco, questo è l'aspetto vincente del calcio femminile in questo momento, anche perché vi invito a venire a vedere qualche partita di calcio femminile anche di un certo livello, perché c'è di puro divertimento, nel senso che non c'è la violenza, c'è molto fair play, gioco
naturalmente molto sincopato, meno veloce diciamo del maschile, però c'è molta gioia, divertimento e ci si diverte. Veramente vedere una partita di calcio femminile è veramente un qualcosa di particolare e ti avvicina al calcio, al gioco del calcio, perché ha tutti i valori che possono essere positivi del gioco del calcio. Quindi possiamo dire che dove arrivano le quote rosa, dove arrivano le donne, si migliora sempre. Direi proprio di sì, guarda, da quel punto di vista lì sfondi una porta aperta. Ti dirò di più anche che se entri nel calcio femminile è una trappola che ti prende e poi non ti lascia più, ecco. come è successo al sottoscritto. Beh, insomma, la reputo una cosa più che positiva. E adesso, per chi insomma ci stesse ascoltando, insomma, magari qualche bambina, qualche ragazzina, qualche genitore interessato, dov'è che può trovarvi? Come può informarsi per entrare nell'Academy della Virtus? Beh, diciamo che grazie anche alla collaborazione con la società sportiva Atlas di Borgo Venezia, che ci ha messo a disposizione i campi di allenamento, la nostra accademia ha la sede proprio lì sui campi di Borgo Roma, di Borgo Venezia, in via Badile 92, gruppo sportivo Atlas, dove abbiamo 3 campi a disposizione. Tutti i giorni dalle 18:30 alle 20 facciamo calcio, diciamo scuola calcio, facciamo l'Under 17, Under 15. Tenete presente che queste 2 squadre partecipano ai campionati nazionali e di conseguenza hanno anche una preparazione particolare, però le bambine che vengono sanno che davanti hanno delle squadre, diciamo, preparate e il loro obiettivo è poter entrare un domani in queste squadre. E l'altro obiettivo che dicevo prima, sì, facciamo molta didattica per certi versi, però vorremmo fra 2-3 anni portare la prima squadra a poter giocare sul campo del Galvagnin in Serie C, dove giocano già i professionisti. E questo è un impegno che ho preso con le ragazze, le più vecchie, fra virgolette, che hanno 16 anni, di portarli fra 3-4 anni a giocare sul bellissimo stadio che abbiamo del Galvagnin Nocini, dove già gioca la Serie C della Virtus. Assolutamente, beh, noi speriamo, vi facciamo un grande in bocca al lupo perché davvero è un bel progetto e speriamo che ci sia sempre più richiesta, perché è bello vedere che insomma anche le ragazzine, le bambine più piccole o quelle un po' più vecchie, come dicevamo, si interessano a uno sport che davvero ha tanto da dare anche a loro. Sì, ti confesso una cosa, che questa mattina ho ricevuto 2 telefonate, ecco, perché abbiamo fatto un po' di pubblicità a livello locale, certo, con locandine eccetera, no? Mi hanno telefonato 2 nonni. Un nonno mi ha detto: posso portare la mia nipotina? Perché no? Ecco, cosa vuol dire a un certo punto dare la possibilità, diciamo, di metterli a proprio agio, diciamo, anche queste bambine che vogliono provare. Assolutamente. E allora grazie Valerio per essere stato con noi e in bocca al lupo davvero. Ti ringrazio voi e buona trasmissione. Grazie. Benissimo, allora anche noi vi salutiamo, torniamo tra poco con un altro ospite. A tra poco.